sfiorata in un centro per disabili a Zero Branco, un ragazzo autistico ha ferito con il coltello una psicologa 32enne residente a Scorzè. Campo Sant'Angelo, gremito per la manifestazione dei 50 anni dalla legge speciale, decine le associazioni per chiedere che i finanziamenti siano utilizzati per risolvere i tanti problemi. A Venezia i posti letto per turisti sono quasi più dei residenti. Il sorpasso potrebbe avvenire presto. Dopo il contatore sulla perdita di abitanti, in città arriva anche un contatore sui numeri sempre più soffocanti del turismo. Sempre meno città e sempre più centro storico. Calle devenezianizzata e lo striscione provocatorio appeso da Venezia.com in una strada in cui tranne una famiglia ci sono solo affittanze turistiche. Le associazioni che hanno organizzato la manifestazione Riprendiamoci la città vogliono tenere alta l'attenzione con altri eventi che si svolgeranno nei quartieri. Scoperta dai carabinieri la base dello spaccio di 3 pusher magrebini irregolari in un appartamento a Venezia. I 3 sono stati arrestati e portati in carcere. È arrivata al Lido alle 6 per ripartire alle 21 la nave da crociera salpata da Trieste e ferma in rada, una modalità, dice il vice sindaco Tomaello, che a noi non piace. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, buonasera a tutti. Prima dei servizi vi sottopongo il nostro sondaggio di questa sera, il cui esito poi vedremo nel corso di Ring. Scuola, niente voti per togliere l'ansia, lo ritenete giusto? Come sempre rispondete o di sì o di no, digitando i numeri che vedete in sovraimpressione, l'esito poi nel corso della nostra prima serata dedicata alla politica. Andiamo ora alla tragedia sfiorata questa mattina a Zero Branco nel Trevigiano, dove un giovane autistico ha accoltellato una psicologa veneziana 32enne. Questo giovane uomo è scattato, stiamo cercando di capire, ci ha detto adesso, mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente in primavera, un rumore forte, e ha colpito la psicologa, coordinatrice, solo che nel farlo aveva un coltello in mano e quindi l'ha ferita in maniera importante. Un fendente all'addome, la psicologa si è accasciata a terra ma è rimasta sempre cosciente. È accaduto nel centro Terra Libera Tutti, che accoglie ragazzi fragili con disabilità psichiche. Tutto è accaduto in un attimo, poi l'allarme lanciato dagli operatori e l'arrivo dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dei carabinieri. La donna è stata portata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è rimasto nella struttura fino all'arrivo del padre. Nella sua storia clinica ha degli episodi di aggressività, ma sempre molto ben verbalizzati. Significa che non ha un'escalation improvvisa, ma un'escalation rituale. Il giovane è ospite in una struttura nel Veneziano della stessa associazione ed era venuto a Zero Branco per seguire una delle attività organizzate dal centro. Da circa 2 anni, avendo acquisito delle buone capacità soprattutto in cucina, hanno spiegato, si iniziava scegliendo un menù, poi si andava con gli operatori a fare la spesa, quindi si cucinava e si mangiava tutti insieme. Attività che ha sempre funzionato molto bene, che dà libertà. È chiaro che in qualunque processo educativo, e anche ovviamente quello con persone con fragilità e disabilità, dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci, e oggi non siamo riusciti. Ora si deve pensare al futuro e come affrontare questa situazione che ha scosso tutti. Nel pomeriggio gli operatori si sono riuniti. L'idea comunque di base è che questa settimana ovviamente le persone che possono rientrare in casa, che possono trovare comunque un contesto stabile, sereno, rientrano in casa. Ovviamente persone che vivono con noi, che non hanno famiglia o non c'è la possibilità che rientrino in casa per svariati motivi, dovranno necessariamente stare con noi e ci organizzeremo in maniera tale per vivere questo momento. Cioè, questo momento va vissuto, non possiamo superarlo, va vissuto, va capito, va elaborato. Sul posto i carabinieri hanno ascoltato operatori e hanno raccolto le testimonianze. Ora a Venezia, perché Campo Sant'Angelo era gremito per la manifestazione dei 50 anni dalla legge speciale per la città. Da Mestre a Marghera, da Favaro a Lido sono arrivati da tutto il comune a manifestare in Campo Sant'Angelo perché la legge speciale per Venezia, promulgata esattamente 50 anni fa, sia rifinanziata e soprattutto i fondi siano spesi per risolvere i tanti problemi che ci sono in laguna in terraferma. Ognuna di queste cose è scritta in una selva di cartelli
variopinti, con grande fantasia, ma dicono tutti la stessa cosa. Le risorse in questa città ci sono e devono essere però impiegate secondo le priorità dei cittadini veneziani. Venezia solamente di IVA raccoglie 1 miliardo l'anno. Se fosse possibile trattenere almeno parte di questa raccolta fiscale, noi non dovremmo stare lì sempre a chiedere l'elemosina a Roma. La legge speciale per Venezia fu promulgata nel 1973 per la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Se questi sono i risultati, dicono in diversi, evidentemente c'è bisogno di un suo aggiornamento. Tornare allo spirito originario di quella legge che coniugava la urbs, i muri, le fondamenta, le rive, con la civitas, con i cittadini che oggi hanno affollato questo campo e che sono la parte più importante della rinascita della città. Sotto l'organizzazione del neonato Coordinamento 16 Aprile sono state decine le associazioni che da ogni angolo del comune hanno aderito alla manifestazione. Fra le tante cose mancate della legge speciale della salvaguardia socio-economica, che è la cosa più grave che è mancata in questi 50 anni, c'è quella delle attività e delle iniziative a favore della residenza e del lavoro a Venezia. E l'Arsenale è la dimostrazione di una straordinaria occasione mancata per la rivitalizzazione di Castello, dei mestieri e del lavoro compatibile sulla città che si poteva fare e che si deve fare in questa sede. È importantissimo ricordare come il Parco di San Giuliano sia stato realizzato con i soldi della legge speciale. Oggi si sta tornando indietro, l'amministrazione Brugnaro è fortemente determinata a portare un centro intermodale di trasporto e un hub di trasporto passeggeri e merci. Ma in campo non ci sono solo le associazioni, ci sono tanti cittadini e cittadine di tutte le età. Vittorio, ad esempio, è stato tra i giovani volontari che si sono rimboccati le maniche per aiutare durante l'Acqua Granda del 19. E devo ammettere che a vedere questa manifestazione mi si è riempito il cuore di gioia e di speranza, perché vedo una comunità veneziana unita e pronta ad affrontare questi problemi insieme. E a Venezia i posti letto per turisti sono quasi più dei residenti, il sorpasso che potrebbe avvenire molto presto. Dopo il contatore sulla perdita di abitanti in città arriva anche un contatore sui numeri sempre più soffocanti del turismo. 49.000 residenti in drammatico calo e 48.500 posti letto turistici in continuo aumento. Manca pochissimo ad un sorpasso che segnerà uno dei momenti più grotteschi della storia di Venezia. Se dal 2008 la progressiva scomparsa degli abitanti è testimoniata dal contatore di Venezia.com nella farmacia di Campo San Bortolo, a rendere il quadro più completo arriva ora il contatore dei posti letto di hotel, alberghi, bed and breakfast e locazioni turistiche di OCCIO, l'osservatorio civico sulla casa e la residenza. Si tratta di rendere visibili dei dati ufficiali e pubblici per invitare ad una riflessione, per renderci consapevoli della situazione e soprattutto per provare a dare risposte a delle domande, e la principale è come fare a non trasformarci in un centro storico turisticizzato, ma a rimanere città. Il nuovo contatore, quello dei posti letto turistici, è ospitato nella libreria usata by Marco Polo di Campo Santa Margherita, che come la farmacia di San Bortolo lancia un monito per ora inascoltato sul futuro di questa città. Noi già esponiamo nelle nostre vetrine anche altre manifesti o altro che sono legati a lotte o a rivendicazioni in città, quindi quella di OCCIO ci sembrava assolutamente giusta e doverosa. Quest'estate la calata sotto la soglia dei 50.000 residenti era stata definita dal presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta una discesa sotto la soglia di quel che può definire il concetto di città. Ma è un dato che va letto anche alla luce di quest'altro numero, il numero della progressiva turistizzazione di ogni metro quadro di Venezia. In alcuni sestieri come Santa Croce, San Marco, ormai le residenze ricettive hanno superato i residenti veri di questa città. Quindi sono situazioni in alcuni sestieri ormai esplosi, in altri che stanno a grandi passi arrivando alla stessa situazione, in cui appunto i posti letto ricettivi, la ricettività in particolare quella turistica, toglie sempre più spazio alle abitazioni per residenti. Esempio lampante la calle devenezianizzata in una strada quindi in cui tranne una famiglia ci sono solo affittanze turistiche. Calle devenezianizzata è lo striscione che abbiamo posto ieri in una calle alla manifestazione in Campo Sant'Angelo
e è una calle che va dal Campo Sant'Angelo verso la Fenice ed è una calle in cui è rimasta una famiglia veneziana e tutto il resto sono locazioni turistiche. Oramai a Venezia la continua perdita di residenti e il proliferare di strutture ricettive sono arrivati a livelli sconosciuti in qualsiasi città che non fosse esplicitamente nata e cresciuta come turistica. Lo striscione di Venezia.com, associazione da sempre vicina ai problemi di spopolamento della città, campeggia provocatoriamente a marcare l'ultimo atto di un processo decennale. È un caso isolato oppure è un fenomeno che si sta, iniziando a diffondere per Venezia? Non è un caso isolato perché le locazioni turistiche si stanno mangiando letteralmente intere calli, interi sestieri e quindi stanno diventando veramente un po' troppe. Per definirsi tale, una città non è composta solo da strade, piazze e palazzi, ma da un tessuto sociale che la caratterizza e le dà vita e senza il quale la mera urbanistica si riduce ad un guscio vuoto, senza anima. Se accanto a una calle, per così dire, devenezianizzata, sorge un'altra calle devenezianizzata e poi un campo devenezianizzato, come più o meno sta capitando, che città rimane? Rimane una città devenezianizzata. È quello che sta accadendo. È una città come noi l'abbiamo definita 1 miliardo di volte, Disneyland, poi Machu Picchu, poi Pompei. Una città, un parco giochi dove gli abitanti non ci sono e non vivono e quindi non è più una città ma è un parco giochi. E le associazioni che hanno organizzato la manifestazione Riprendiamoci la città vogliono tenere alta l'attenzione con altri eventi nei quartieri. E dopo la manifestazione del 24 crediamo che ora sia importante una restituzione nei territori degli incontri che vadano anche a toccare i vari punti. I membri delle associazioni che lo scorso 24 febbraio hanno organizzato la manifestazione Riprendiamoci la città a Mestre vogliono tenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza e degrado, organizzando vari eventi, questa volta nei quartieri. Il primo sarà il 20 aprile a Marghera. Questo in particolare vuole porre l'attenzione sul fatto che la questione della presenza dell'eroina nella città, che ha purtroppo il triste primato delle overdose e con tutti i problemi conosciuti alla cittadinanza legati alla presenza di sostanze, di persone che fanno uso di sostanze, cerchi di affrontarle in una maniera che sia diversa, non tanto per dividere gli approcci, quello repressivo da quello sociale, ma quanto perché purtroppo sono anni che vediamo che questa situazione non va a migliorare affrontandola solo dal punto di vista repressivo. Non sarà l'unico incontro sul tema, un altro si svolgerà il 28 aprile, la sicurezza nelle politiche sociali. Sia una sicurezza verso gli stessi consumatori, quindi dal punto di vista delle condizioni igieniche, sociosanitarie, delle prestazioni sociosanitarie di chi consuma sostanze stupefacenti e dall'altra parte anche una sicurezza data dagli stessi residenti che in questo quartiere, in questa città vivono la problematica dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Oltre a droga, spaccio e consumo c'è poi l'idea di organizzare un altro evento che coinvolga la comunità bengalese. Uno spazio dove dialogare sui diverse problematiche che ci sono in questa città, soprattutto sulla convivenza in un condominio. Molto spesso succede che le persone non sanno i ruoli che devono avere, cioè verso la sera di non fare rumori oppure comunque cercare di avere un comportamento adeguato e molto spesso succede che una persona per la problematica della lingua a volte manca la comunicazione, no? Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra poco con altra cronaca. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, andiamo alla cronaca. Scoperta dai carabinieri la base dello spaccio di 3 pusher magrebini irregolari a Venezia, i 3 sono stati arrestati. Cocaina e hashish, oltre a migliaia di euro in contanti. Questo hanno trovato i carabinieri di Venezia dopo una minuziosa indagine in un appartamento in Stradanova che 3 pusher di origine magrebina utilizzavano come base operativa di spaccio. I loro movimenti frequenti e sospetti nella zona avevano attirato l'attenzione dei militari, che nella tarda serata di Pasqua ne hanno fermato uno mentre usciva dall'abitazione, trovato con alcune dosi di droga e con i documenti non in regola. Da qui la perquisizione nell'appartamento, dove c'erano gli altri 2 e 430 grammi di cocaina, 200 di hashish e 11.500 euro.
I 3 pusher sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Santa Maria Maggiore in attesa dell'udienza di convalida. Il proprietario dell'abitazione invece è stato denunciato per favoreggiamento personale. La sede di dolo della UIL è stata vandalizzata nella notte da una sedicente forza di lotta non violenta che ha imbrattato una delle vetrate con un grosso disegno che rimanda ai Novax, eseguito con uno spray rosso. Un volantino di rivendicazione è stato attaccato su un'altra vetrata degli uffici della UIL nel Veronese. Abbiamo già sporto denuncia contro ignoti, ha spiegato il segretario generale regionale Roberto Toigo. Ed è arrivata a Lido stamane alle 6 per ripartire alle 21 la nave da crociera salpata da Trieste e fermata in rada, una modalità, ha detto il vice sindaco Tomaello, che all'amministrazione non piace. Dopo la prova dello scorso anno si è ripetuto stamane l'esperimento del fermo in rada alle bocche di porto del Lido, di una nave da crociera della Norwegian Cruise partita da Trieste che, dato il divieto a entrare in bacino San Marco, ha fatto arrivare a terra i passeggeri con un servizio navette fino alla stazione marittima. Sarebbe dovuta arrivare venerdì, ma il forte vento non ha reso possibile la manovra. Siamo riusciti a rimettere in piedi, grazie all'autorità marittima e a quella portuale, questo ulteriore tassello del porto diffuso. Non tutti però sono entusiasti allo stesso modo. È sicuramente una modalità che non ci piace, che non entusiasma la città. Venezia vuole tornare ad essere un porto, ovvero fare in modo che i turisti partano e arrivano da Venezia con le crociere che possono stare nella nostra città 3 o 4 giorni. La modalità della rada vuol dire che i turisti invece arrivano solo giornalmente e quindi è il classico turismo mordi e fuggi che proprio noi cerchiamo di evitare. L'obiettivo è quello di limitare queste giornate e far sì che Venezia torni quanto prima, speriamo già dall'anno prossimo, un porto che possa ospitare queste navi in modalità un porto. La Norwegian Star è lunga 300 metri e può portare fino a 2400 persone. A chi parla di moto ondoso, Gallo risponde: Questo andirivieni molto limitato di lancioni da e per la rada in effetti apporta qualcosa che è veramente insignificativo sui volumi totali del movimento dei lancioni, quindi di moto ondoso, e quindi respingo le critiche che possono venire in questo senso. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre adesso l'edizione di Treviso e ora le previsioni del tempo per domani, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta temporaneamente sul nostro territorio, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il dettaglio di martedì 18 aprile. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi, ma del tutto innocuo. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 6 e 10 gradi, massime tra i 18 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con qualche annuvolamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 18-21 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato in prevalenza con più nubi nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.